Cambiando la scena si era mutato il microfono. Ok, vabbè, tutto a posto. Ho aggiustato una parte di Meld oggi. Grazie. Che non è una parte di Meld. Una parte di Meld. Poi domani mi aggiusto la Stream Deck con i pulsanti e tutto. Vabbè, comunque per fortuna non avevamo detto tantissimo. Grazie mille. Grazie, Re, che se no facciamo Solo cazzate nostre. Solo cazzate nostre. Sì. Assafa. Mamma, chiama la Justice League, mamma. Sì, lo è. Pure Regan l'ha appena iniziata. Bravo Regan. Regan, poi dacci il tuo parere. Bonsoir quello. Ciao quello. Quello dopo faccio l'investitura anche a te. Se arrivano altri mostri come ieri sera, voi aspettate e mandate tutti a fare mamma la mucca. Che cazzo ho fatto? No, tu niente, quello. Tu verrai investito di No, potere. già ho dato prima i poteri da moderatore a Regan. Ieri siamo andati in live e purtroppo io lo sapevo che iniziando a spingerci sui social, pure col canale mio, in un certo modo ieri è apparso il primo mostro. Personaggio che è apparso così all'improvviso, ha preso a parolacce me, mia madre, così quando ho minacciato di bloccarlo dopo 2 secondi, diciamo se ne è uscito con una frase molto infelice. E mi spiace dire che il supporto di Twitch è stato vuoto perché ho fatto 2 segnalazioni per farlo letteralmente bloccare stamattina. Mi è stato detto che non ha commesso nessun reato. Non so. Sì. Come ho accennato prima a Regan, ci sono novità nei prossimi giorni e che abbiamo ricevuto una chiamata buona. Stiamo aspettando l'ok per potervelo dire a voi. Crack. Ho fatto 4 segnalazioni e mi hanno dato ragione la mattina dopo. Ho provato a fare varie segnalazioni. L'elmetto. Peacemaker. Abbiamo perso l'elmetto. Vabbè, però che cazzo. Niente. No, Regan, non vi bannate tra di voi. No, ragazzi, perché se no dobbiamo rifare ogni volta. Se no poi è un bordello sbloccarvi. Ma non è vero. Anche perché nelle prossime settimane iniziamo pure a commentare in live un pochino le cose che succedono in maniera più approfondita con i nomi, con quello che succede, eccetera, eccetera. Quindi appariranno altri mostri. Che bello. Vabbè, mo abbiamo anche la squadra. Ecco, eccomi qua. Proprio io. Ma un mini elmetto per lui? L'ho sempre detto, l'armatura ci voleva. Non lo porterà. Aspetta. È Igli. Vai quello. Non ha capito io. No. No. Igli. L'elmetto. Spero che l'infermiera nera compaia per il resto della serie. Vediamo, valutiamo un attimo. Se succedono tante cose. Che cazzo è tenitore di Peacemaker. La serie di John Cena nei panni di Peacemaker presente su HBO Max. Fatta da James Gunn.
No, lo zio ha cagato Fattore di ha cagato dei, ma è per forza. Comunque quello, pacemaker sarebbe portatore di pace. Perciò mo Tre stava diverse. tenitore di pace pure Vabbè. simpatico. Come cazzo ti permetti? L'abbiamo consigliata a Reagan, la consigliamo anche a te, che è una bella serie, bella Molto divertente, divertente, azione, battute, c'è tutto. E c'è John Cena. Poi la prima stagione è ambientata nell'universo prima che James Gunn prendesse il controllo della situazione e tutto, quindi siamo curiosi di capire anche noi come si collega il tutto. Questa è universo Snyderverse. Sì. Il traduttore non scodo, sì, il traduttore, sì. sicuramente. Traduttore. No, sarà stato sicuro il traduttore. Lo sraduttore. Dove cazzo stiamo? Idoli, perché? Ma che sta dicendo? Effettivamente. Mi posso un po' di più. Ma poi che cazzo di discorsi fa? Ma è vigilante. Ho capito, ma non si droga neanche. Lascia fare il carattere. Vabbè. Sì, è successo. No, ma è il finale di stagione, non se ne può andare. Anche deve riportare alla mamma, quindi per forza. Non penso possano uccidere. No, non credo proprio. Poi come serie, Regan, quello se vi interessa, noi dobbiamo iniziarci Wonder Man in questi giorni. C'è il culo nido di John Cena, quello. Sì. Confermiamo. No, lo zio. Le visioni. Oh, cazzo. No, ma inizia a fottersi il cervello malamente. No, bro, è no. Avanzo di sperma. Ok. No. No. È un po' preoccupante, effettivamente. Se hai letto il fascicolo, diciamo che un pochettino dovresti pensarlo, però. No, non ci credo. Da, che culo. Minchia, che Nonostante tuo padre sia un merdone, ti è riuscito a far trovare. Vabbè, dai, allora grazie, Otosan. Grazie, Drago Bianco, occhi blu. Sì, infatti, Regan, c'è anche Yu-Gi-Oh! A un certo punto. Non ti fare domande. A un certo punto nomineranno Yu-Gi-Oh! O cose varie. No, ragazzi, vedetevela, perché sotto ogni aspetto, lato divertente, comico, ci sono belle battute molto simpatiche. Ci sono volgarità dosate nel punto giusto che non danno fastidio. Si parla di tutti gli argomenti senza problemi. Scene d'azione, e che ve lo diciamo a fa. E il mood generale è proprio. Le guardate proprio con piacere. Sì, abbiamo finito una stagione intera, non ce ne siamo manco accorti. 2 o 3 giorni. Poi in questi giorni dobbiamo iniziare Wonder Man. Sì. Poi vi faccio sapere in questi giorni, anche perché si è aggiunto a noi anche il dottor Mercury. Lo sapevo, cazzo. Quindi ci organizziamo un po' alla volta, ce le vediamo e quant'altro. Sto mese, se le cose vanno bene, abbiamo un bel po' di cose da fare. Regan, sì. Sì, Regan. Sì. Regan. L'attrice, questa qui è proprio una gran bella donna. Cioè, è inutile negarlo, non si può negare come cosa. Sì, la madre dei miei figli, per piacere. Vai, John. John, salva la situazione, vai. Dice Regan, con voi e il dottor Mercurio ho visto anche Madame Web. Non abbiamo visto Madame Web, quel ricordo è stato cancellato dalla mia mente. Madonna mia.
Vabbè, se vuoi te lo riracconto io tutto il film. Ma quando se ne capi Senti, viene proprio, abbiamo mamma visto mia. Iron Heart. Almeno in Mawan Web non c'era propaganda, quantomeno. Per piacere, Gianmarco, e stiamo vedendo qualcosa di Però bello. in Iron Heart c'era lui. Sì, l'ultima puntata era bella di Quel Iron Heart. frame, quei 2-3 minuti. 5 minuti erano. Esagerando proprio, sì. Mamma mia, No, quello non è un mamma mia, quello. no, non è un film quello, è quello il Mamma mia, problema. Madame Web, mamma mia. Come buttare i soldi, Cioè, punto. la trama è inutile, i personaggi sono vuoti e nel film non succede un cazzo. E il cattivo muore per un cartellone pubblicitario. Pure a me se mi avanzassero Sì. 8 milioni di dollari farei un film, però almeno lo farei un pochettino meglio di quello che è stato fatto. Però c'era Sydney Sweeney. Sì, però da sola non giustifica tutto. Vabbè, però quel clip là dove c'è lei me la posso anche calcolare. Madame Web in confronto a Interstellar, sì, rispetto a Iron Heart, porca troia. Un manifesto di propaganda quella No, serie. sembra che questa serie qua, Wonder Man, dai canali che seguiamo un pochettino io e Gianmarco, che diciamo si trovano molto con quello che è poi il nostro punto di vista, sembra che sia una serie bella. Noi comunque ci concediamo sempre il beneficio del dubbio, la vediamo in live con voi, la facciamo pure col teleparty, chi la vuole seguire o col timer a schermo che sono riuscito a integrare di nuovo, ce la vediamo e la commentiamo tutti insieme, tranquillamente. Diamo un'altra possibilità a Disney. Oh, no. E siamo a 7854. Iron Heart siamo scesi sotto lo zero. No, ma peggio di Questa quello non si può sotto fare. lo zero ancora di più mi sembra esagerato. No. Ma perché pure il mood sembra un po' più diverso, distaccato dal solito solo supereroe, sembra un po' di più. Marco, il problema è sempre uno, pure qui nella serie qui si trattano certi argomenti di inclusione e quant'altro, ma è fatto nel modo corretto. Quando tu fai una serie dove non conta più il supereroe o quello che è intorno, ma fai che la serie diventa un manifesto di propaganda per certe cose, escono fuori prodotti una merda. Mamma mia, bella. Punto. Dottor Gabri, Ciao bonsoir. Gabri bello. Vabbè, John, però ci mettiamo 6 giorni se scendi così. Ci vuole l'enfasi, ci vuole l'enfasi. Abbastanza bene. Se resti un altro po', appena finisce la puntata, investo anche te, non con la macchina o altro. No, stasera stai in di ingredienti. Il potato, lettuce. Madò, che cazzarola sei. Mamma Pompei. Madonna mia. Tomato, eccole qua. Vabbè, mo stanno facendo la lista degli ingredienti. Ah, sì, sì, sì. Bun, facciamo un bel panino, facciamo. No, John, non sulle scale. No, John, però stai appendendo il piano. Dai. Hai ucciso... No, non lo posso dire perché è spoiler per reggae. Però hai fatto quella cosa... Mamma mia. Yeah, dai. State dando poteri a gente completamente andata. Sì. 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 Siete completamente andati tutti e tre col cervello, in modo buono, però come piace a noi e siete persone di cui ci fidiamo, quindi diamo i poteri alle persone di cui ci fidiamo. Allora è tinta. Ecco, a posto. Per di più sono stato anche invitato nel server Discord di Gabri, quindi diciamola tutto. No, Gio, perciò se la prendeva così a male. Lavorare per la Wooler paga poco? Sapevo prima. Questo è il problema che c'è oggigiorno. Viene notato e messo in risalto chi poi alla fine si scopre non merita quel posto.
Come No, tutto sto casino che si sta facendo in questi giorni con quel canale Patrizio Official. Cioè, no, lasciamo mancare. ragazzi, ragazzi, Via, via. ignoranti, andiamo avanti, Mamma andiamo mia. avanti, andiamo avanti. Ci sono tante No. altre cose belle al mondo. Anche perché io su un punto stavo ragionando su quella situazione. Se uno che prende tanti pali e li ha presi in live e viene definito il GOAT, allora scusate ragazzi, siamo tutti GOAT. Sì, ha Le voglia. percentuali giocano a favore di ognuno di noi. Quindi, GOAT de che? Punto interrogativo. Ehi, No. guarda John, come le mi manca la chiave però. Ma no, attiva subito l'elmetto. Oh no, cazzarol. Prendi sto coso Sore, ma veramente subito. stai facendo? Sta davanti a te, è caduto dritto. Ma tu hai mai avuto le mani sudate? Sì, ma non così, Ho Lozzi, conosciuto davanti. persone che davvero si facevano scappare le cose da mano così tanto che sudavano. No, Lozzi, no, no, Lozzi. Vorrei di farlo con le varie. No, John, no. Mamma mia. Scappa. Andate dalla mucca. Andate dalla mucca. Bello perché mo Reagan sta vedendo la prima e noi stiamo parlando di mucca e lui non sa di che cosa Mucca, stiamo mucca. parlando. Ah, mucca, ah, mucca. Vorrei di farlo con le varianti di anfetamine, non mi sembra il caso quello. Stanno continuando a scambiarsi ricette e suggerimenti. Non si può fare un'altra esplosione? Eh sì, a questo punto. Porca vacca. Mi sa che un po' di kill le ha fatte, lo zio. Sì. Sì. Però la mucca è sotto, a meno che non li fai cadere tutto addosso. Va È bene. inutilizzabile, lo zio, tanto. Pure se potessero teletrasportarla. No, ma penso si è rotto il teletrasporto e tutto, quindi È finita la carica. Quindi erano 3. dai, grande scena di Oh, combattimento, sì. dai, È il momento. dai. Let's push. Poi ha chiamato la mamma, ci fa venire la Justice League, niente. Cioè, qua servivano loro 2 secondi e si risolveva tutto. Comunque è un casino. Comunque, vabbè, vabbè. Ma in realtà bastava anche un flash. No, no. Guarda. Sì, vai, raga. Ah. Yeah. Ok, Sì, amico. giratevi un attimo tutti. Noi adesso stiamo vedendo grande scena d'azione, rasponi a 2 mani. Proiettili, cazzotti, tanti nemici, John Cena, che John Cena rende più bello tutto, capito? Anche con lo scudo. Della pace. A posto. Cazzo. Così diminuisci Beh, leggermente il volume. possiamo confermare che il sangue è presente in questa serie, anche in dosi molto alte. Na, 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 na. Ah. Chiudete le bocche. Cioè, tra una scena così e la scena di un film al cinema, la qualità oramai. Sì, siamo là. Quindi meno film di merda e più serie fatte per bene, forse sarebbe pure meglio. Ma magari. Acchiappaci. Infatti sono curioso di come farà a sto punto Amazon God of War. Eh sì, quella pure si vede subito. No! No, 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 no. Batman. L'avevo pensato che l'automod faceva qualche problema alla parola finocchio. Gli ha aperto la testa. Gli ha aperto la testa in due. Va bene. Vabbè, John, però che cazzo. Va bene.
L'obiettivo era arrivare qua. Però mo' intrappolato, sì. A posto, fatto, tutti morti. No? Ehi. No, No, poliziotto. sì. Grande kill. Però Grande kill. non facciamo gli scemi, mo, No, no, signora bionda. Signorina bionda, no, Ma non qualcun muoia. altro, ragazzi, non potete dare C'è una la mano? seconda stagione da fare, no? Ti ha preso spalle No, al è il piano. bot che agisce in No, automatico. Poi dovete, se è uscito qualche aggiornamento, perché poi sulla piattaforma non ci sono più andato. Vedo se posso aggiungere qualche parola nuova ed evitarci problemi. Ok, è stato riscattato qualcosa che non mi esce. No. Vabbè, Giamma, l'ho visto. È presente nella seconda stagione. Lei non può morire. Non può morire. È vero, non ci avevo pensato a questa cosa. Aspetta. Aspetta. Chat solo emoticon. Diglielo, sore. Devo capire solo dove è il pulsante. Aspetta, che non l'ho mai attivata. Aspetta. Oh no! Eccolo qua. No, La gamba! no. La gamba, figa! No. Oh! Quello impara a godere nella vita nei momenti giusti. No, no, lo zi. No, no, lo zi. No, no. Metti schermo intero, figa. Posseduta. E la farfalla sta entrando. Posseduta. What the fira Waller? No, 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 togliti. No, 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 no. Si blocca in gola, capito? Sta cessa, muora. A posto. Fatto. La teniamo un minuto e che mi stanno piacendo le stronzate che state dicendo. Poi ci fate girare pure nell'algoritmo, quindi... Questo qual è? Casco scabbia. Dai. L'ultima botta, dai. Va bene, va bene. Inaspettato, ma piacevole. Piacevole. Ormai non sai più che fare nella vita, devi solo pregare. A sto punto. Dai, la riabilito normale. Ok. Io ho l'emoticon palle. Mettila. Vediamo se il sistema la fa passare. Ehi. Dai. Dai. Palle. A posto. Quello attento che Gabri è molto pericoloso. Attenzione, in senso positivo. Ma pericoloso. Con affetto, data la sua età, che sempre non ricordiamo, sì, e che tende a crescere col tempo, io sono sicuro che sui 20-25 diventerà un grandissimo figlio di botta, però in positivo. Io sono sicuro di questa cosa. Ci ricordiamo quando aumenta perché è nato il mio stesso giorno, quindi quando faccio gli anni io ci portiamo noi il conteggio. È abbastanza facile. Se non fai il cretino e si impegna e cresce in un certo modo, mi raccomando. Mi raccomando. Niente da fa. Sei proprio la figlia di Amanda. No! Questa è sopravvissuta. Sì. Un saluto a Francesco sempre. Sempre. Guardate ragazzi, l'ho sentito oggi. È vivo, purtroppo, sta bene, purtroppo. Rombocazzi, va bene, e va bene così. Ci piace anche per questo.
Giorno, non puoi perdere con questa. Giustamente lo scontro finale doveva essere questo. Ci sta. Capito, vabbè, ma è una pippa, non era così forte prima. Ah, c'è proprio Francesco. Come c'è proprio Francesco? Sì, e c'era il messaggio piccolo. Aspetta, Francesco. Aspetta, rimetto la chat quella grossa, aspetta. No! Uomo! No, non zia, ha sbagliato direzione. Guarda che ha scritto. Io Switch 2, te... Sta qua. Sta qua. Ce l'abbiamo... Non si vede perché c'è... Ecco, Switch 2. Ce l'abbiamo anche noi, Francesco. Ecco, abbiamo anche noi. Che cazzo vuoi? A posto. A posto. Noi purtroppo è un po' che non riusciamo a sentirci, ci sono state anche qua delle novità. Mamma cara, che gente che sta su Inter. Ma su Inter nel senso che ti fanno per l'Inter o volevi di su internet? No, non avevo visto il messaggio, ragazzi. Eppure il finale di stagione cazzi che stanno succedendo. No, e devi scassare tutto. Scassa. Vero, di base noi abbiamo l'altra verità. Comprate a 130 euro in meno nuova, godo. Come prezzo sei andato ottimo, mi stava accennando prima Gianmarco della situazione. Che titoli, con quali titoli la stai provando? Non va il suggerimento a destra. No, Gabri. Ok. Però state possedendo persone e facendo casino, capito? Torna a giocare ai giochi veri, Payday 2. Suca, addio. Va bene. Vabbè, ciao Francesco. Boh. Cioè, quindi hai preso la Switch 2 per giocare poi a non Payday giocarci. 2. No, non ci gioca a Payday 2 dal PC. Ah, ok. Vabbè, però può dire che ha la Switch 2. Come no? Dopo un ragazzo anormale, ma poco ci possiamo fare. No, va bene. No. Noi lo vogliamo bene perché è così. Pinky Winky. No, mi è venuta un attimo una cosa così. Presagi dal futuro. Il tizio che me l'ha venuta si è scordato i cazzari di quei Joy-Con. Sì, gliel'ho detto anche questo, Francesco. Questo è un deficiente. Ed è anche un buon prezzo, perché comunque è pieno di cose da fare. Ricordo ancora di un pomeriggio di quando volevamo provarci a giocare io e Francesco, ci avevamo giocato un paio di giorni prima, non siamo riusciti per un'ora a fare tutti i tentativi, non riuscivamo a collegarci online per giocare. Ma comunque si tratta di possessione delle persone, cioè togliete il libero arbitrio voi. No. No, è povero. Ma ha pizzato la figlia della Waller. No. No. Allora, entrate in un... Mamma che Mamma mia. Pappa via. Paronnami. Però è ancora viva. Oh, Francesco è un giocatore esperto di Payday. Sì. Molto navigato. Ho fatto un paio di rapine con lui
livelli massimi, vieni con me. E dove va? No, Francia, non c'è livello 1. ancora. Basta, ti prego, muori, bro, basta. Bro, ammazzalo, figa! Se no facciamo sempre le stesse cose. Bastava che prendevano uno, Per non piegavano, prenderne una no, strada. invece hanno fatto fare una strage alla fine. Oh, bro, ma tu sei immortale, No, cazzo. ha preso di tutto. Madonna. Ha preso di tutto. No, ma lei non può morire. No, dai. No, dai. Chiama la Waller, caccia qualche laboratorio segreto con un figlio. Chiama, giratela a modo tuo. Siamo in una fortezza della solitudine, magari l'acconciano. No. 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 Un vero eroe. Sì, vabbè, buonasera. Mo Ehi, siete arrivati voi. ehi, Sì, certo. Sì, vabbè, buonasera. ehi, Sì, un po' vabbè. tardino, no? C'è il lobo. Sì. Non è il lobo. Ed esci fuori da questo universo subito. Fuori tu. Poi Superman non si vede in volto Vabbè. perché non si può. Vedere. Non si può. Però ragazzi, per essere i migliori eroi della Terra e per avere letteralmente due degli uomini più veloci dell'universo. E comunque far uscire i personaggi della Justice League come cameo in un contesto così, proprio a vuoto, un bel tocchettino di classe. Però, la prossima volta ragazzi, un po' prima, cortesemente. Cazzo, si dà Justice League arrivata alla fine. No, è da. Grande. Lui è un vero mito. È da. Fatti ricoverare. Bro, tu sei massacrato. No, ma dove si è preso un'esplosione? Svariati colpi, varie pallottole. Solo Dio sa come è ancora vivo lo zio. Va bene. Dici quellos. Dici tutto. Non lo sapremo mai, John. Prego. Questa è già la seconda domanda importante che fai. Attenzione a come te le giochi. Attento a quello perché Reagan è pronto nel caso. Attenzione, tu ancora non hai il potere. Attenzione. Un po' sì, in effetti. Una puntina. Accendino. No, ti sei riscattato alla fine, dai. Quindi lui è amico della figlia di Amanda Waller. Avere amicizie ai piani alti serve. Il mondo funziona così, Gianmassimo. Funziona così. Ma voi mangiate il bordo della pizza o la lasciate nel Cornicione piatto? si deve mangiare. A me come capita. Dico la verità. Come capita. Generalmente si mangerebbe. Però di solito sì, si mangia. Oh. E no perché c'è la figlia di Amanda Waller. Attenzione, Ti vuole bene. Attenzione. Viva la rivoluzione. Ma ogni 3-4 No, Regan, non ancora. No, lascialo vai, stare, Regan, lascialo stare ancora. Lascialo stare. Vanno all'ora, dai. No, non lascialo Vanno stare. 6-7 mesi, vai. Lascialo stare. Chi non lo mangia, se non sbaglio, succhia cazzi come sport. Ma non se n'era andato. No, Quello vabbè, a noi ci fa piacere. Pinky Wink. Non so perché, mannaggia, mi se faccio sto collegamento. Attenzione. Arrivederci. Ok. Ce n'è nessuno che faceva il colpo che serviva a me.
Ho capito. Si può fare anche una rapina al giorno d'oggi, guarda. Dove andremo a finire di questo passo? Wrangt. Mi sa che la figlia di Amanda verrà. Aspetta, stanno parlando di me in televisione. Aspetta un attimo, fammi capire che fine devo fare. Dai, che ti sei salvato, dai. E ci esce anche un bacetto. Dai, limoncino. Il limoncino finale di stagione ci esce. Non è Amanda Lear, non è lei. Un'altra Amanda. Ma c'ha la scabbia. Colpi di pistola, così. Sangue di mucca, di Non è che ha attivato il casco scabbia. Ecco, dai, dai, voi siete fatti per stare insieme, dai, tutti e due. Dai. Mo deve cadere un meteorite. Speriamo che mo non te la accoppa tua mamma davanti agli occhi. Ecco qua. Mo le sparano in mezzo agli occhi. Ah no, ok. C'è anche il cane Cristina vestito. Scabbia, Gianmarco, non ho mai detto Cristina Scabbia, Francesco. No, ho detto Elmo Scabbia, detto questo. che è un pratico elmo che tu lo indossi e Che nel te fa raggio venire la tipo scabbia? di 100-200 A metri posto. tutti quelli attorno a te contraggono la scabbia, Potere utilissimo. tranne giustamente. te che lo indossi l'elmo. È comodo. Cioè, pensa, Ok, John, che stai facendo tu? Te ne stai andando? torni a fare È andato l'impiegato allora in carcere? prigione. Ho detto, meglio che faccia Non una cosa morire, tranquilla. Vabbè, ma perché si arrabbia così a un certo punto? Ma poi senza motivo. Gianmarco il solito violento. Ma che ho fatto? Ecco qua, a posto. Yeah. Ramox pessimo esempio. Tu che fine avevi fatto? Giudomazzo. Dove cazzo sei stato tutta la serie? Solo mo a te ti hanno convinto, ma mo non puoi fare niente. Tu mangi sempre i Cheetos alla fine. Ma fa che forse il segreto del judo è mangiare i Cheetos? Ok, sono andati un'altra volta a divertirsi. Ok. Ok. Sempre metodi particolari per divertirsi. Piano piano. E poi lei, agente esperta, quindi si riabilita pure più velocemente, però l'importante è che si è salvato. Ehi. Igli. No. Che cazzo vuole ancora Goffo che non l'hai ucciso, figa? Ma? Ah, giustamente c'ha solo... Sì, quello ce che l'hai gli era solo tu. rimasto. E tanto è anche inutile che ti possiede perché con quel cibo non ce l'hai. Tregua. Sì, proprio, ti piace fare queste cose con gli insettoidi. Igli? Da prendere uno scoiattolo? No, sta trippando un'altra volta. Sì. Sì. Mo è fisso però. Sì. L'ha trippato di nuovo lo zio. No, ne servono due. Grazie. Ciao. Salve. Allora. Vediamo se Direi che c'è la come finale scena di serie ci post. sta. Perché giustamente visto il casino che c'era forse all'epoca, non potevi manco fare un punto Sì. d'appoggio giustamente per la seconda. Vabbè, ora scopriremo il nostro Poi punto scopriamo un d'appoggio. attimino come va a finire la cosa. Giusto 5 minuti così carico pure un pochino la cuffietta.
Prego. Allora, Ah, inizio a far ok. precaricare la puntata. Quindi, se non erro, partiamo stagione 2, si chiama, giusto? Si chiama Stagione 2, episodio 1, Frustrazioni. Allora, datemi giusto qualche minuto e torno subito. Difatti c'è la sigla già nuova. Ok. A fra poco. Allora, ti ho mandato un attimo. Fidate. Sì, quello ti voleva inculare la sedia. No, sto ancora qua, tutto a posto. Allora. Già Marcone. Sono io Gian Marcone. Già Marcone. Sono proprio io. Abbiamo visto tempo fa la stagione 1, non l'abbiamo visti tutti e due insieme. Abbiamo visto la stagione 1, Passato un po' di tempo. Una bella stagione. C'è stato un cambio di universo, ci sono state varie C'è cose. sicuramente un cambio di gestione. Mo cerchiamo di capire come viene impostato il tutto. Allora, voto alla prima stagione, Gianmarco. Proprio come serie a sé, per me 7,5, 8 lo prende tranquillo. Io gli do un bel 9, proprio bello, pieno soddisfazione, ma proprio di cuore divertito, fatta bene, girata bene, tutto al punto giusto. Poi c'è stato il cambio. Che succede adesso? Vediamo col cambio di gestione. Capita. Sono come il vostro peggiore incubo, torno. Quello è il problema. Ok, un riassuntino della prima stagione, giustamente. C'è un piccolo sì. Ok. Purtroppo sì.
Sai che sono tua figlia? Ok. Non proprio, non proprio. Oh, buonanotte Quello, buonanotte. Boom. Questa resta comunque una gran bella botta. Mamma mia, oh, vigilante comunque gran PG. E invece, va bene, Sì, va bene, hanno dovuto fare il cambio di nome. va bene. Attualmente non esiste ancora la Justice League nel nuovo universo, c'è la Justice Gang. Ecco, quindi ora immagino che saranno... Come li farai vedere Mo però? sono cambiati Aspetta. Eccoli qua. Giustamente. Vabbè. Vabbè. Abbiamo risolto il problema, Sì. è accaduto tutto, però è accaduto nella linea temporale là e qua. Abbiamo visto quello che è successo nell'universo qua, di là, e mo quello... Dai, ci sta. Sì. Vabbè, vai, vabbè, multiverso. Questi mi piacciono di più al momento, questi nuovi Sì. membri, quindi onestamente... Fatto, problema risolto. Togli Justice League, fai il rimontaggio, Justice Cambiali League, tutti. fatto, e c'ha tutto coerenza, non ci sono più problemi. A posto. 30 secondi. Quando Sì. fai le cose per bene, 30 secondi. Beccalo. Uscite, strunzo. Oh. Madonna. Ok, ma qual è il problema grosso di questa stagione? Che ma a questo punto si collega ai film e quant'altro. Questo mo ci interessa. Ma adesso a te chi ti costruisce cose? Penso che gli toccherà imparare Rozzi se vuole farlo, o farlo assoldare Sì. qualcuno. Effettivamente, spazio infinito, Qua cosmico. sta a posto. Salve. Cosa? Che Ma cazzo è sei? la farfalla. No, è un altro Non puoi alieno. essere goffa. Ma perché hai buttato un gattino là dentro? È goffa. È un deposito multidimensionale, quindi qualcun altro anche ce l'ha. Va bene. Igli, se ti perdi qua dentro è un macello, eh. Non è che qualcuno lo sta attaccando.
Speriamo di no. A chi c'è molla di? Ehi, multiverso. Ah. E allora sì. È proprio lui che è passato nell'altro Poi passa di qua. universo? Strani un po' questi enigmi. A meno che non ho l'opposto e questo è il peacemaker del nuovo universo e questa è la porta della prima stagione che abbiamo visto finora. Mo va a capire chi è chi. Sì. Vediamo. Il codice è sempre quello perché No, ok. c'è la maschera C'è la del maschera padre del là. drago bianco dietro. Ok. Ok. Il top trio. Che cazzo è mostro top 3? Ah. No. 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 Ecco la nuova sigla. Okay, al momento Okay, ci sono il team tutti. c'è tutto. Al momento ci sono tutti, ok. Ok. Ok, Eccolo. c'è anche Judo Master. Va benissimo. Yeah. Okay, vari PG nuovi anche. Ma quello è Frank? Sì, È vero che lui mo è switchato di qua. sì. C'è anche Va l'alieno, va bene. bene. Immagino tipo poliziotti nuovi. Quanta gente ci sta. Il vigilante. Oh, ha fatto. È scesa un po' la figlia di Amanda. Si è messa sotto. Mamma mia, bello. Secondo me per scappare dalla mamma Sì. dopo il finale di stagione, sì. Eh no, c'è l'amore, c'è l'amore. Chi siete? Ah, tu è sei il padre, però versione buona. Drago Bianco Drago buono. blu. Drago E blu. l'altro forse è il fratello che non è morto qua in questa Sì, perché il timeline. trio è vero, è vero. Potrebbe essere il padre con i Broski. 2 figli. Ok. Vabbè. Capitolo 1. Allora, finora va bene, va bene, va bene. Capiamo. 6 mesi dopo. Ok. Quindi manco tantissimo se ci pensi. No. Alla fine 6 mesi sono nel chill. Quindi tutto quello che abbiamo visto là era in un altro universo, ma si è passati qua, però già si è capito che da quell'armadio si può comunicare un po' col multiverso e quant'altro. Sì. Ok. È finita. Sia un po', mi sa. È finita. Sei la figlia di Amanda Waller. Anche questo è vero. Però anche questo è vero. Sì, ragazzi. Infatti come stiamo sotto cielo, quindi Biglietti alle biosecurity consulti. Mamma Waller ha staccato i fondi, secondo me. Mi sa di sì.
Bastardo. Che bastardo. Così, in generale. No. No. Cioè, quello qua, ma giustamente qui sì. Non credo. Vabbè. Ma no, Vabbè, però. ma no. Diglielo. Sì. Sì. Ok, dove stai lavorando adesso? Mm. Ah, ok, aspetta, sta cosa l'avevo vista dal trailer. Ma aspetta. Se non mi sbaglio, ma accade cosa piacevole. Vediamo. Poi logo molto appartato, molto tranquillo, però due bodyguard all'ingresso, così. No, ora. Dove vai? Signora. Signora. Vabbè. Salve. Vabbè. Cioè, pronto? Ah. Sì. Ah. Giustamente subito da mi sa fatica istantanea. Ma visto che fanno cose belle, ma sempre bene così, guarda. Ecco. Non penso. Però vi sta sentendo, eh? Ma che c'è? Oh, ma state a fare una chiave, però. Ma perché? Vabbè, poi è vero. Buonanotte, Regen, Regan. buonanotte. Ciao, bellissimo. Ok. Sì. Allora mangiamo di meno, mi scusi. Causa-effetto. Non è una cosa molto bella. Figura in me. Si chiama proprio così, c'è il nome tecnico.
Perciò la signora è uscita piangendo, che gli hanno sempre sentito tutti. Non vi ha cagato Ma è proprio. andata a fare in culo Non va direttamente. proprio buono. Perciò è uscita piangendo. Ti vorrei dire Niente. picchiali, ma non ti conviene. No, no, lascia sta. Che Lascia sta. pensi che a fai capo e muro. Problema di violenza poi, lascia sta. No, non ci andà, sono antipatici loro. Non c'è sta. Andiamo a parlare con Superman, lui è più simpatico. Se no possiamo cercare Batman. Già così l'universo già è ben collegato. Assolutamente. Ma il problema è capire la farfalla se è rimasta. Vabbè, mo vediamo. Anche che 6 mesi, se gli era rimasto solo quel cibo, mi sa. Non c'entra niente, però, tesoro. È un atteggiamento, sorella. Aspetta, devo aggiungere una nota. Aspetta. Stronzo. Grazie. Vedi, a posto. Perché Amanda Waller. E beh. No, se ne fotte. Però. No. Quindi è accaduto giustamente Sì. nello stesso modo. Ok. Sì, ci hanno solo switchato la post credit. Il pezzo finale alla fine. E ma loro stanno avendo dei problemi. Ehi. Però tesoro ti stiamo No, si è agitando rotta troppo. leggermente la mano. No, non si fa così, tesoro bello. Potresti andare a salutare un amico, per esempio. Francesco. Eccolo qua. Sì. Cazzo è? Lui, no? Okay. Ok, però cioè non gli dà fastidio che ti sei presentato. Giustamente non ha più soldi lei, non sta lavorando. non gli arriva niente. Niente. La Marvel cerca sempre gente, si vuoi affaticare con loro. Manda un curriculum, magari ti tanto prendi. prendono tutti. Lo dice anche Deadpool.
Maronna, Parti sulla barca. Cosa è successo al party? Hanno fatto lo Sgronsville. Sì. Sì. Però se continua a Amore, fare non così, è bello sarà, se non le litigherello. cioè, resti da sola così, poi figlia mia, cerchiamo un po' meno acidi magari, no? Anche perché Non ricominciamo a fumare e a bere una continuazione. No, sì, spaccati, bro, distruggi. Per le Sono poco popolo, giornatacce. Attenzione. No. mi No. sto stonando. La musica è troppo alta in questo. Tutti nudi. No, Ozio, questo non si poteva mai far vedere. No, questo non si può far vedere in live. No. Organizzato festino. Cosa O cazzo? stai immaginando Ma troppi lui tutto? piselli, però. Ci sono piselli, non voglio tette, vedere culi, tutti questi tutto. piselli. C'è di tutto. Così, ma che stracazzo sto vedendo? Vabbè, tu diciamo ti prendi un po' No, lo sta immaginando. Io credo di no. Che sta flippando. O forse sì. O forse ha organizzato un festino a casa sua. Forse era scritto sul biglietto, venite nudi direttamente. Può essere. Anche che sto vedendo delle pose che non sapevo nemmeno esistessero. Per quello poi è l'effetto speciale, mettiamola così. Ecco, vedi? Guarda gli effetti speciali. No, sembra proprio che stanno facendo una festa a casa sua. Sì. No, bro, non mi sembra il momento di andare nella camera dimensionale. Va dal padre, forse. Vuoi andare a salutare Otosan? Più che altro, quindi ci sono due pacemaker. Questa è la cosa. Logica vorrebbe. A meno che quello di quell'universo là magari non c'è. E quindi? Ok. No, sta facendo un appostamento. Perché? La prima fuori. Non penso. Comunque era il tuo matrimonio, lascia fare.
Oh no, che sta succedendo? Argus. Salve, Salve. piacere. Jammox, lui è Enzo. Salve. Ah, ma sei proprio agente sul campo adesso. Attenzione. Detto Arkham. A Markham oggi succede tutti i giorni. Detto Arkham. Sì, sì. Ok. Ma no, è vero. È vero. Lui è Rick Flag Senior, è vero, cazzo. Pensavo te l'eri già No, ricordata ero prima ricordato sta che non cosa. c'era, ma non è vero che è Rick Flag Senior. Ma poi pare che te la stessa età, tuo figlio. Però, vabbè, ma niente. Però serviva un po' più di capello bianco, come nella serie Creature Commandos. Un po' più bianchino. Ok. Ah, lui era proprio fuori casa di John Cena. Di Peacemaker, vabbè. John Maker, piscina. John Maker. John Maker, sì. Ha capito che c'è qualcosa di strano. Ecco. No, ma Rick Flag è un figlio bucchino. A posto. Tu lo sai che lui ha ucciso tuo figlio? Sei consapevole? No, sta andando dal padre. Immagino di sì. Il padre sapeva di quest'altra dimensione. Però se sono tutti buoni là, dubito che a uno come il padre interessasse. Non Anzi, credo che non gli sarebbe piaciuto vedere il suo se buono. Però vedi la differenza da cattivo, mettiamola così, per come si è comportato e tutto, quello che aveva, vedi quello che ha comportandosi in maniera diversa. Una bella famiglia felice, 3 supereroi. Eh sì, è tornato là. Quante volte sei già tornato tu È qua? modo da capire. Creatura, il combatello. Va bene. Ha salvato Ultraumanoide. addirittura Gotham, attenzione, mica cazzi. E lui dov'era? Lui non c'è ancora. Ma com'è bella, no? Un po' retro. Alla faccia. Non è lo stesso quartiere, No, mi sa decisamente. no. Il cielo è cielo. Fino a qua ancora normale. Ok. O esce il fratello dall'auto, O esce lui. Proprio lui. o escono tutti e due. O tutti e tre. Fratello? Mi sa di sì. Sì, sì. No, c'è Nightwing lì, lascia sta tutto. Quella è la sua zona. Lasciatelo. Braccia a tuo fratello.
Mm. Quindi al momento l'altro pacemaker sta da là. Sì. Ok. È bella una famiglia sana, senza ideologie fasciste, sì. Soprattutto roba da Ku Klux Klan. Vedi come si cresce bene? Però dovresti dirglielo. No. Non è che mo durante la stagione qui, se esce il secondo John Cena, c'è il problema Io voglio il dello fight. scontro. Forza, Quelle così. le... Sì, sì. Come Capitan America contro Capitan America in Avengers. Sì. No. Immagino che si puzzi di morto. Ma non penso. Speriamo di no. Vaffanculo Gianluca. Questo invece è l'universo base, presumo. Allora, sì, e mo' è lei che sta cercando un pochettino, giustamente, un'occupazione, no? Oh, vabbè, dai, non fa scattare la rissa all'improvviso. Schifo, però, Pochino esagerato così, Sono un po' a figura di merda. Barba sborrata, così. Quando sbagli a pigliare la mira, succede un casino. Ecco. Ah, è andata qui proprio per sfogarsi un pochino, menando qualcuno. Hai lavorato con Judo Master. Sta stagione però voglio un po' di Judo Master in più, però un po' troppo, mo. No, ehi. Micropene. Ehi. No, troppo, No, troppo. così è troppo. Porca troia. Ecco, finito. Aia. No, questo fa male. Cock shot, braccio shot, spezzato braccio. Guarda! A posto. No, no, no. Mo t'hanno fatte, sorella. Ma c'è il pestaggio. Sì. Ma c'è il pestaggio. No. No. Ma la prima giustamente tu adesso ti senti viva, ti senti meglio, però ti sei preso le crosomate. Problemi, eri scordato, sta buonissimo, sta. Finita la prima stagione in ospedale, ricominci la seconda stagione in ospedale. Va bene.
facciamo diventare Grey's Anatomy e va bene sto così. Ridi pure tu. Ah, 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 ah. Aspetta che è arrivato qualcosa. È accaduto qualcosa. Ilia 228, benvenuto. Benvenuto. Volete di farmi apparire le notifiche? Ah, ecco, in chat arrivano, ma non arrivano qui. Devo settarmi la chattina qui. Almeno a lui diglielo. A sto punto. C'è qualcosa. Potevi nascere, dunque è avoloso. È a brutta botta. Vabbè, se glielo dici poi ti posso venire ogni tanto pure io, fa un po' di momenti padre, fratelli, figli insieme. Siamo due pacemaker, fai non litighiamo, voglio partecipare pure io. Effettivamente loro non erano mai andati là. No. Lo sa solo Vigilante. Chissà come mai. Chi lo sa. Appunto. Ah, ok, lo sa, però sta aspettando che... Ok. Non è la stessa tecnologia dei portali, la cosa che si è vista in Superman. Potrebbe essere una cosa simile a Una quella cosa che c'ha del l'ex genere. Luthor. Sì. Sì. Potrebbe essere. No. Perché all'inizio arriviamo alla quarta, quinta stagione, poi vediamo un attimino com'è la situazione. Che ti sta pedinando e mo saprà che tu stai parlando con lei. Che gli ha mandato? No! Ha mandato uccello. Uccello è inviato. Uccello tinto? Mood della seconda stagione. Abbiamo finito con la barba, iniziamo con l'uccello. Madonna, il busto come il duce, giustamente però no, adesso questa è stanza sua. Quindi hanno gli stessi gusti musicali. E questo è come sarebbe potuto andare. Oh, attenzione. Sì. Attenzione. Attenzione. Sì, bro. Qua stavi con lei. Quindi lui ha trovato la dimensione. Oh, porca puttana. Ci sono i due John Cena. Ci sono i due Peacemaker. No. No. Ma il fight è già nella prima puntata, così. Non mi aspettavo, ti dico la verità. Come? No, che cazzo di casco è stelle magiche? No. Ah!
No, Ma non lo dico, ma è fortissimo questo casco. aglia. Anche il Lui jetpack. no, lo voleva anche lui, non l'ha Questa è avuto. la realtà dove È c'è andato tutto tutto quello che bene. lui vuole, tutto, ogni singola cosa. Dico, lo zaino jetpack è forte, eh. Ma mo riesci a ritrovare la porta del tuo universo? Qua giustamente il padre aveva creato l'ingresso perché nella lore prevede che lui lo fa per mettere in collegamento tutto. Oh. Minchia pure? No, lo zii. No, No, lo zii. no, No. no. No, è vero che ti stava uccidendo lui, per carità di Dio. Ma come? Prima puntata. E delle prossime che cazzo succede? Quindi mo ti devi... E questo è un evento che può scatenare qualcosa che... Quella cosa che stava dicendo prima Rick Flag per caso. Tranquillamente. Come prima puntata, facci tu cazzo. Ottimissima Cioè direi proprio... prima puntata. Ottimissima prima puntata. Minchia. Di tutto. Allora. Mamma, Allora, così ci sarà sempre tiene la scena a l'attenzione. posto. Dai, faccio vedere un po' di bloopers, No, devi... Aspetta. No, che pizza. Allora, finora penso che possiamo dire promette bene. Madonna. Yeah. Ma perché? Ma come ridi? Vabbè. Allora, prossimo episodio. Un uomo vale quanto il suo uccello. A posto. Beh, direi che possiamo concludere così la serata. Tutto a posto. Allora, noi adesso stacchiamo e ci vediamo, penso domani senza problemi. Comunque ci vediamo nei prossimi giorni. Per chi è ancora collegato, se c'è Francesco, Francesco ci sei? Prova ad evocarlo, magari a parte. Sto facendo la rapida. Aspetta. Può essere che stava facendo una rapida. No, se n'è andato anche Francesco. Bene, quindi l'ora è giunta, la settimana nuova sta per iniziare. Ragazzuli belli, buonanotte a tutti. Ci vediamo o domani o nei prossimi giorni. Buonanotte. Buonanotte.